Non sempre quando si parla di disastri dopo un terremoto la colpa è da attribuire al fato, ma anche e soprattutto alle modalità di costruzione degli immobili, parola degli esperti. E l'ennesimo sisma di qualche giorno fa che ha colpito il paese riporta alla ribalta il tema della sicurezza strutturale, legato ad una fetta ben più ampia del patrimonio edilizio e non solo agli edifici abusivi. Rino Lamendola, oggi vicepresidente del Consiglio nazionale degli architetti e componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, profondo conoscitore del territorio agrigentino per aver a lungo ricoperto il ruolo di presidente dell'ordine provinciale degli architetti e di capo del Genio Civile di Agrigento, lancia l'allarme. Il riferimento è ai fabbricati che sono stati in gran parte realizzati prima della classificazione sismica del territorio, su cui ricadono e pertanto in assenza delle regole più elementari per resistere ad un sisma. Sotto la lente di ingrandimento il centro storico della città dei Templi, basti ricordare agli esiti del progetto Epiron, sottolinea Lamendola, attraverso il quale i volontari di protezione civile dell'Ordine degli Architetti nel 2007 avevano censito le condizioni di stabilità di ben 692 edifici ricadenti nella zona sud di Via Duomo, rilevando che solo 566 di questi risultavano agibili, mentre 50 risultavano inagibili, 10 parzialmente inagibili e 66 agibili solo con interventi di consolidamento, numeri che a seguito di un nuovo censimento oggi sarebbero certamente più allarmanti, numeri che ci fanno riflettere, tuona Rino Lamendola, sulla necessità ormai inderogabile di introdurre nuovi strumenti di monitoraggio delle condizioni di stabilità delle costruzioni esistenti, come quel fascicolo di fabbricato che gli ordini professionali invocano invano da troppo tempo, una sorta di libretto sulla salute delle costruzioni che un tecnico incaricato dovrebbe aggiornare con una cadenza prestabilita al fine di rilevare eventuali criticità e di programmare gli interventi necessari per garantire l'efficienza delle strutture nel tempo. Ma nel nostro paese, se da un lato sottoponiamo le nostre auto a continue verifiche biennali, dall'altro, aggiunge ancora Lamendola, costruiamo le nostre case, le collaudiamo e poi pretendiamo che queste possano garantirci stabilità e sicurezza in eterno, dimenticando che i materiali che compongono le strutture invecchiano e nel tempo perdono le loro caratteristiche, compromettendo la stabilità delle costruzioni. A questo si aggiunga che un numero elevato di comuni sul territorio nazionale non sono dotati dei piani di emergenza, peraltro obbligatori dal 2012, che sono strumenti indispensabili per garantire la pubblica incolumità in caso di eventi calamitosi. In Sicilia solo il 49% dei comuni è dotato di un piano di emergenza ed in provincia di Agrigento la percentuale scende al 23%.